Pronti? 1, 2, 3. Stavolta segnale convalidato con tentativo di Axel Nib di conservare la testa. Al suo esterno attacca Kanaka OP, che numero però è 10 Dimitri ZS squalificato, numero 2 D'Arcangel FI squalificato, I primi tre prendono netto margine. numero 9 Black Beauty Key squalificato. Intanto si presenta presto Dayton, che ottiene strada in 350 metri, è il leader. Quarta posizione per Caracas Lubi, mentre all'esterno numero Bip 11 MTT D'Artagnan Ferm squalificato, Chopin numero Griff. 7 Xenox B squalificato. Continuano a fioccare le squalifiche mentre Dayton intanto continua a guidare tranquillamente nei confronti di Axel Nib, Kanaka OP, Caracas Lubi in quarta posizione, poi Bip Bip MTT con in schiena Chopin Griff all'esterno, gli altri a seguire. Il ritmo ora molto tranquillo comunque per la testa, che percorre un primo giro nell'ordine dell'1,4. In vantaggio Dayton nei confronti di Axel Nib, Kanaka OP, Bip Bip MTT con in schiena Chopin Griff, Caracas Lubi. Chilometro in 1,19,6, ancora un parziale in 15,7 e Dayton padrone della situazione a un giro dalla fine, con in scia Axel Nib e Kanaka OP, Bip Bip MTT che si impegna scoperto all'esterno con in schiena Chopin Griff, poi Caracas Lubi, più indietro c'è Tommy, via via tutti gli altri, ma la situazione tattica non cambia e ora invece cambia marcia il leader Dayton, che spara un 14,9. Bip Bip MTT e Chopin Griff intanto vanno in caccia del leader, sopravanzando Axel Nib, scende in seconda posizione Bip Bip MTT, in vantaggio è sempre Dayton, Bip Bip in seconda posizione, poi Chopin Griff, cavalli a metà della curva finale con Dayton sempre leader, Bip Bip che si avvicina ma rimane comunque a distanza di sicurezza, e in vantaggio sempre Dayton all'ingresso in retta d'arrivo. Dayton nel finale allunga ancora su Bip Bip MTT, che viene avvicinato da Chopin Griff ma non battuto. Vince quindi Dayton, secondo posto per Bip Bip MTT, al terzo Chopin Griff, al quarto ancora Kanaka OP. Dobbiamo vedere per il quinto posto chi l'ha spuntata. Vittoria nettissima invece per Dayton, che dopo aver sfondato in meno di 400 metri Roberto Vecchione ha portato a un nitido primo piano. Rivediamo le immagini del vincitore che domina, corre bene anche Bip Bip MTT, costantemente all'esterno. Terzo posto per Chopin Griff, al quarto è Kanaka OP e al quinto dovrebbe essere Caracas Lubi di precisione su Axel Nib, quindi 8, 15, 13, 4, 5 come riporta anche la nostra regia. Questo l'arrivo, il successo per Dayton e Roberto Vecchione per conto di Gennaro Casolari e del signor Renato Veneruso.